Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento The Best Sandwich, sempre dalla sede di Palla Gourmet Pordenone, pronti per una nuova puntata. Il tema di questa sera sono le melanzane. Potrà essere secondo voi una puntata facile, ma potrebbe essere anche scontata. Lo ce l'ha detto proprio la scorsa puntata il presidente di giuria Annalisa Sandri, che saluto. Buonasera Annalisa. E poi è venuto a trovarci per Friuli Ovest Banca il giudice Luca Brosolo. Buonasera Luca. Buonasera. E non poteva mancare Gabriele, il nostro giudice fisso, assieme ad Annalisa, che segue assieme anche a Elena Soldi il coaching. Quindi andiamo subito a vedere come è andato il coaching di questa sera e poi ci ritroveremo qui con una sorpresa dalla sede di Palla Gourmet Pordenone. Benvenuti alla quarta edizione di The Best Sandwich. Io sono Gabriele Ballan, faccio parte della giuria e oggi avrò l'onore di assaggiare i vostri panini. Ci siamo resi conto che avete questo momento di visibilità che vi è dato dal fatto di apparire in televisione. Questo momento è da sfruttare in maniera oculata sia per presentare voi stessi e le vostre capacità, sia per presentare il locale presso il quale lavorate. Qui parlate di voi stessi. Comunicare col cuore, esternare quella che è la vostra passione mentre proprio state facendo il panino. Benvenuti e buona gara a tutti. E questa sera il tema è dedicato alle melanzane. I panini dei nostri tre concorrenti dovranno essere valorizzati con questo ingrediente. Ma noi questa sera ci valorizziamo con un super ospite. Ci fa tanto piacere avere qui con noi Sergio Lucchetta. L'applauso anche da parte mia, presidente del consorzio Proneturismo, ma soprattutto eri il nostro super giudice. Storico giudice. Mi ha fatto molto piacere venire a trovarvi, mi sono sentito accolto benissimo, quindi sono assolutamente contento. Quest'anno sento un po' la mancanza dei panini perché dovevo mantenere le mie misure, ma li mangio virtualmente seguendovi da casa. Cosa posso dire? Finalmente comincia a esserci una parvenza di normalità, incominciamo a guardarci attorno. Consorzio Proneturismo, che mi onoro di rappresentare, ha sempre lavorato per promuovere, adesso finalmente incomincia a commercializzare. Questo è quello che ci mancava. Dicevo prima agli amici, farò un consiglio di amministrazione del consorzio ed è il primo dopo le chiusure di 14-15 mesi fa, non mi ricordo la data esatta, questo è un ritorno alla normalità che qui vedo, cioè qui mi trovo nell'anno scorso, in 2 anni fa, quindi faccio un augurio di buon lavoro, seguo la trasmissione, è comunque sempre un grande successo. Le verdure quest'anno sono sicuramente una cosa interessante. Ringrazio soprattutto Annalisa che bene o male ha preso il mio posto perché ero qua all'estrema sinistra, quindi niente, grazie. Ha avuto un ottimo insegnante Annalisa, quindi grazie. Si è preparata qui con noi nelle puntate, grazie anche a te Sergio. Quindi... Vi ringrazio, ripeto, mi sono sentito accolto benissimo, sono assolutamente contento. Mi fa piacere, speriamo l'anno prossimo di incominciare a poter fare qualcosa assolutamente di nuovo ancora. E noi ti aspetteremo, grazie Grazie Sergio. ancora e buon lavoro. Buon lavoro. Pronti per entrare in gara? Allora andiamo subito a conoscere il primo concorrente. L'abbiamo già conosciuto nelle scorse edizioni, lui è Matteo Cibin dell'osteria Torre Morosini, Treviso. Ciao a tutti, sono Matteo Cibin dell'osteria Torre Morosini di Ponte di Piave in provincia di Treviso. Il nostro è un locale storico, rivisitiamo i piatti della tradizione anche con contaminazioni di altre regioni e nazionalità. Sono tornato a Palla Gourmet perché bisogna sempre mettersi alla prova e un in bocca al lupo a tutti e venite a trovarmi, grazie. Eccolo qua, Buonasera pronto. a tutti. Buonasera.
Ponte di Piave, Treviso. Ponte di Piave, Treviso. Allora, tu con le melanzane ci lavori, immagino. Molto, molto spesso sì. Ecco. E per questa sera hai preparato un Hot d'aubergine. D'aubergine, scusami. Un hot Questi dog nomi. di melanzana praticamente. Ah, ok. Tra virgolette, sì. Quindi la melanzana la ritroveremo un po' La melanzana fa da trasformata. padrona il panino perché si sentirà in varie consistenze e in 2 preparazioni. Abbiamo fatto l'hot dog, una melanzana cotta a bassa temperatura in sottovuoto, 85 gradi per 40 minuti. Eccola. Poi è ripassata in padella per togliergli l'acqua, impanata e fritta. Adesso andiamo a riscaldarla. Matteo, Ok. che E melanzana questo- hai usato? Come? Che melanzana hai usato? Io prediligo le melanzane lunghe perché hanno un gusto più deciso, sono un po' piccanti e c'è una preparazione di melanzana, un umami di melanzana al funghetto e quindi molto potente di gusto. Vabbè, vai al forno, mettila al forno Sì, così perfetto. non perdi tempo. Sì, perché sai che dopo io mi perdo a Lo parlare. so, ma sono io ad aiutarti a gestire le tempistiche. Certo, tanto stiamo veloci qui a impiattarlo. L'ho Senti, fatto... che pane hai scelto? Allora, questo è un pane al latte, tipo bun da hot dog, che lo fa il mio grande panificio di fiducia mantovana. Ciao Vladi, a Ponte di Piave, sempre mi fornisce il pane tutto il giorno e per tutti i giorni. Questo andiamo a scaldarlo poco perché ho bisogno che sia... Sì, tenta la carta da forno. Io dicevo le in apertura pelle di trasmissione che Annalisa la scorsa puntata diceva le melanzane possono risultare scontate in un panino, ma vedo che comunque c'è della creatività. Sì. Perché dicevamo appunto, la melanzana bene o male l'abbiamo mangiata tutti in un panino, vuoi magari grigliate, vuoi magari impanate, fritte, cioè è un ortaggio talmente versatile che è facile cadere nello scontato. Qua mi sembra che siamo già ad un buon livello, perché anche pensare di fare un umami di melanzane al funghetto, vabbè, è una bella idea. Vi ringrazio. Sì, anche la preparazione della melanzana, qui lo consiglio, potrebbe essere anche un piatto vegetariano, vegano, è composto umami di melanzana, l'hot dog fatto come vi ho spiegato prima, ci saranno delle gocce di colatura di alici emulsionata per ampliare il gusto, una maionese al prosciutto affumicato e un ketchup fatto di datterino. Stop, questo... Ah no, scusatemi. No, quelle cosa sono? Frittelle di parmigiano. Allora, Luca Brosolo della trattoria Ivana II di Pinzano al Tagliamento sicuramente utilizzerà nel suo locale la melanzana. In un panino è corretto valorizzarlo così? Beh, è corretto, sì, sono curioso anche perché non facendo panini a me piacciono, ok. però, ok, avendo un altro tipo di cucina, sono proprio curioso, però sto osservando, come si chiama il ragazzo che mi sfugge? Matteo, e lo vedo molto agguerrito, molto tecnico. Perché devi valorizzare la melanzana, sì. no? Cioè non deve è facile, riuscire a valorizzarla e deve uscire la melanzana dal tuo panino. Secondo me la gusterete molto bene. Non ho voluto metterci proteine, a parte la maionese di prosciutto, che anche questa è fatta con un'infusione di panna fresca, con il prosciutto all'interno. Poi viene filtrato tutto, emulsionato con il tuorlo e con un filo d'olio, senza addensanti. Il ketchup di datterino è fatto con il datterino confit, quindi cottura in olio a bassa temperatura per lungo tempo, frullato, passato al cinese. Sorrido perché Matteo prima ha detto sì, è un panino semplice, ma in realtà ci sono delle preparazioni decisamente articolate, no? A partire dall'hot dog di melanzana e poi tutte queste salse che ha ottenuto, diciamo, sì, non in maniera banale. Allora, raccontaci cosa stai facendo. Allora, questo è l'umami di melanzane al funghetto molto ristrette, quindi senza liquido all'interno. Sono cotte con la sua acqua, marinate leggermente prima con il sale.
Ok, poi vi aiuterete con il coltello per andare... Non preoccuparti che sono abituati a sbrodolarsi anche nel mangiare. Queste sono le frittelle di parmigiano. Qui andiamo a richiamare la melanzana alla parmigiana, logicamente. Giusto? Bravo. Ok. È anche bello da vedere. Delle gocce di colatura di alici per melanzana e alice. Melanzana e acciuga è anche uno dei piatti storici e tipici siciliani o campani. Mi tiro in qua i piatti, signori, perché vai tranquillo, hai 4 minuti per impiattare. Purtroppo sono corto. Beh, allora siamo Sei bene, no? in gran tempo, certo. Adesso cosa ci inserisci come... Adesso vi faccio vedere. Qui facciamo delle piccole gocce anche per andare magari a pescare, se volete ritrovare il gusto. Ok. Quindi è terminato? Sì, siamo addirittura d'arrivo. Ok. Questo c'è una preparazione un po' lunga per preparare tutti quanti gli ingredienti, però una volta stoccato può essere anche molto veloce e da preparare in linea, no? Ma il costo invece? Il costo è di 3,20 €. Bene. È rimasto nel food cost. Ce l'aveva, ok. E questo è il ketchup. Quindi qui andiamo a giocare anche con un discorso di acidità, croccantezza, insomma delle cose un po' fondamentali per la creazione di un piatto. Dimmi se sbaglio. Perfetto. Che buono. Il primo commento è positivo. Mi è piaciuta l'idea dell'hot dog, mi è piaciuta soprattutto l'idea dell'hot dog con tutte le salse sopra, da mangiare un po' facendo un po' di casino, diciamo così, ecco, così come va. Come è stato come avete fatto? Esattamente, perché era salsoso. L'ho trovato piacevole nella sua complessità, non mi hanno fatto impazzire le palline di parmigiano, se posso permettermi, però la melanzana si sente. È bella la consistenza della melanzana che utilizza in sostituzione dell'hot dog, del würstel, pardon, e l'umami dà il valore aggiunto. Allora io sono d'accordo completamente con Gabriele. L'unica cosa, ma io ragiono da ristoratore e non da cliente, ok? Sì. Che infatti ne prima ne abbiamo discusso un attimino. Le salse io le avrei messe all'interno. Solo per un discorso di comodità, siccome a me piace mangiare il panino con le mani, ok? Mangiandolo con le mani mi sarei un po' sporcato la faccia, avrei dovuto un po', sai. Giusto. Gabriele diceva, è quello che a me piace, è bellissimo sporcarmi la faccia, la cosa mi è piaciuta, no? Però io ragiono sempre da ristoratore, comunque hai fatto veramente un... e mi è piaciuto tanto la consistenza, sembra un würstel. Grazie. Bravo, ma Grazie. bravo. Un gran bel lavoro, Matteo, Grazie. che come sempre non ti smentisci, sei proprio un esteta, secondo me. E già averlo chiamato d'aubergine l'ho trovato delicatissimo. Ti dirò che un panino buono, io li annuso sempre e qua ho sentito per la prima volta il profumo dell'ortaggio, che non è facile da valorizzare. Mi arrivava proprio il sentore della melanzana. A differenza di Gabriele, a me le palline ma sì, mi sono piaciute perché mi davano quella croccantezza sotto i denti che ci stava. E mi piaceva anche l'insieme del colore. L'avevo sostituita alla croccantezza del pane, perché se andavo a fare un panino croccante, quando lo schiacci ti esce tutto. Questo qua. Comunque un gran bel lavoro. Ciao, sono sempre Matteo Cibin dell'Osteria Torre Morosini, quello di prima. E niente, il giudizio dei giudici è stato, penso, positivo, qualche accorgimento come per soddisfare i gusti di tutti. Noi siamo in via Terreni 1 a Ponte di Piave con l'osteria, piatti rivisitati e in questo caso anche l'hot dog di melanzana. Vi aspetto, grazie mille e alla prossima.
Pronti per conoscere il secondo panino proposto da una ragazza? Lei è Claudia Martina. Ciao, io sono Claudia, ho 27 anni, lavoro per il Bar Buffet alla stazione di Spilimbergo, ormai sono 6 anni che lavoro lì. Noi proponiamo per lo più caffetteria, ma abbiamo anche il reparto salato, quindi panini, tramezzini, tutti preparati giornalmente, quindi tutti freschi ogni giorno. Ora prossimamente per il 1° di luglio puntiamo ad aprire una birreria, sempre a Spilimbergo, dove vorremmo introdurre anche questo nuovo panino che presenteremo qui oggi. Abbiamo deciso di partecipare per incrementare anche la nostra pubblicità, il nostro essere conosciuti, e perché è sempre comunque un'esperienza nuova e si può sempre imparare dalle nuove esperienze. Eccoti qua, buonasera. Pronta. Che panino ci proponi? Come l'hai chiamato intanto? Allora, l'abbiamo chiamato ortobaleno, così anche nelle giornate grigie ci diamo un po' di colore. Bene. Ed è un pane alla curcuma con i semini di sesamo. Ritorna alla grande la curcuma anche sta puntata. Esatto. No, perché la scorsa puntata c'è stato un panino con curcuma ed è stato quello che ha vinto alla fine, no? Quindi chissà magari che ti porta bene. Alla curcuma e poi gli altri ingredienti. Con dei semini di sesamo. Poi abbiamo preparato un hamburger totalmente di melanzana. Ok, quindi tu l'hamburger, sì, non l'hot dog come prima. E poi? Poi verrà accompagnato da una salsa all'asino, che verrà accompagnato da una salsa formata da verza viola e formaggio asino, di un nostro caseificio di fiducia che abbiamo a 4 passi, quindi ci siamo affidati totalmente a loro. Poi ci saranno delle chips, sempre vegetariane, di carote e zucchine, fatte anche quelle al forno, giusto un po' gratinate con un po' di pangrattato. Esatto, Okay. e un filino di olio. Vedo anche del curry tra gli ingredienti. Sì, esatto, che è all'interno del nostro hamburger, che ovviamente è stato tutto insaporito con del curry, un po' di pepe, un po' di paprika dolce, quindi sarà bello, bello saporito. Allora, la melanzana prima l'abbiamo fatta un pochino asciugare con un po' di sale, in modo che togliesse un po' di acqua. Sì. Poi l'abbiamo fatta cuocere al cartoccio in forno per circa una quarantina di minuti, quindi tagliata in 4 tipo a listarelle, fatte su tutte nella carta stagnola e lasciata cuocere per 40-50 minuti. Quindi è solo nell'hamburger la melanzana, sì, non è in altre... No, è solo nell'hamburger. Annalisa, la melanzana all'interno dell'hamburger è un qualcosa che ti stuzzica? Sì, sono anche curiosa perché mentre prima abbiamo mangiato l'hot dog di Esatto. melanzana, adesso mangiamo l'hamburger di melanzana, quindi bravissimi che hanno pensato a come valorizzare un ingrediente facendolo piatto, no? E questo è molto bello. Mi piace anche quella salsina che dà il color melanzana in realtà. Sì, esatto. Infatti credevo fosse melanzana, per quello ti ho chiesto. No, invece cavolo. Ecco, raccontaci quello che stai facendo. Allora, intanto sto mettendo una salsina formata solo da basilico e un po' di olio, proprio così a crudo, da accompagnare. L'abbiamo provata anche insieme al panino in modo che... Quindi non sarà all'interno del panino o sì? No, è solo esterna come accompagnamento, esattamente. Ok. La melanzana l'hai frullata o macinata? No, l'abbiamo frullata. Ok. Da cosa viene più attirato Gabriele? Dal nome. Dal nome? Nome stupendo secondo me. Ortobaleno, sì. Mi piace molto, quindi poi vedendo i colori e gli ingredienti che stanno utilizzando sicuramente attira la mia attenzione, ecco. Per cui è un buon inizio. È vero, c'è tanto colore Sì. in questo panino, ma anche tanto sapore. È davvero molto bello anche. Ha una bellissima cromaticità questo panino, veramente, guarda, c'è il giallo, il viola, molto bello. Sì. Poi vedo lì le zucchine e le carote, quindi ci sarà ancora dell'altro colore, quindi bel lavoro. Sì. Luca, ti piace questa scelta di ingredienti per il panino? Sì,
a livello cromatico molto molto bello. Il pane, scusami, è prodotto da un nostro fornitore di fiducia, ci siamo affidati completamente a lui, perché appunto volevamo qualcosa di colorato, qualcosa che risaltasse ancora di più, e quindi... Chiedo anche a te il costo del panino. 1,65 €. 1,65 €. Commercialmente è molto interessante. Commercialmente, vedi che Gabriele già pensa a venderlo. Se lo vuole mettere in linea dentro, se lo vuole vendere è anche giusto capire queste cose, no? È un panino che piace alle donne, ma piacerà anche agli uomini? Sicuramente sì. Insomma, è anche sicuramente... Speriamo, il pane, cioè davvero incuriosisce. Hai 1 minuto e 57. Voilà. Il lato estetico è veramente gradevolissimo, il contrasto del giallo con il viola è molto bello. Grazie. Ti devo fare qualche appunto però, perché io nell'hamburger più della melanzana ho sentito le spezie e questo mi ha tolto un po' di entusiasmo. Per il resto devo dirti che è buono, ma forse l'avrei insaporito un po' di più. Mi aspettavo di sentire dei sapori diversi e invece ho sentito fortemente le spezie, ho sentito meno altri sapori, tipo il formaggio asino, ma tipo anche la stessa melanzana. Quindi secondo me va un po' ricalibrato. Comunque molto molto bello. Ricalibrato, secondo Annalisa, per te Luca? Allora, visivamente molto bello, bello da vedere, belli colori. In bocca sono d'accordo con Annalisa, si sentivano molto le spezie. Non mi è piaciuto tanto il tipo di pane che hai usato. La salsa in parte, mancava sale, ok, ma io l'avrei inserita nel panino, magari togliendo quelle spezie che non siamo magari tanto abituati. Curry c'era, vero, che si sentiva forte, esatto. ok. Il basilico con la melanzana ci sta, il curry non tanto, neanche per me, perché non lega, però comunque dettagli, brava. Si può sistemare, insomma. Gabriele? Certamente che va sistemato tutto, perché commercialmente sarà un panino che venderai molto, questo indubbio, prima di tutto per l'impatto visivo e anche per la scelta degli ingredienti leggeri e freschi. Naturalmente per avere, sono anch'io d'accordo con i miei colleghi, per avere il giusto equilibrio un po' di tutto va ritarato un attimino, quello sicuramente, però l'idea è ottima, per cui secondo me proponilo, vai avanti, perché mi piace questo filone e questa tipologia, ecco, e anche sicuramente avrà successo. La preparazione è andata bene, tutto liscio, tutto tranquillo, nessun intoppo. Ho apprezzato molto il giudizio dei giudici, comunque i consigli che mi hanno dato, che verranno sicuramente sfruttati e esaltati al meglio per migliorare la nostra proposta, insomma. Buonasera, sono Giancarlo Iurlaro e sono uno dei titolari e responsabili della birreria a Casarsa della Delizia, birreria Dolomiti. Nel nostro locale siamo specializzati nella preparazione di carni alla brace, panini e pizza gourmet. Buonasera. Buonasera. Bentornato. Come va? Bene. Bene, va bene, anche perché sei sempre qui e ti piace insomma metterti in sfida, e questa volta con un panino mediterraneo, si chiama così. Sì. Partiamo dal pane, 10 minuti di tempo, che tipo di pane è? Allora, ho preparato questo pane, che è un pane tipo bagher,
l'abbiamo fatto noi stamattina. È impastato con una farina di tipo 1, macinata a pietra, del latte, del burro e dello zucchero. Viene impastato, lasciato riposare, poi viene fatta la formatura, lasciato riposare di nuovo e poi si fa la forma del bagel. Ma gli hai fatto la doppia cottura come i bagel? Non cioè ho fatto prima la doppia in acqua cottura, e poi... no, sono andato direttamente in cottura in forno. Non mi piaceva che mi dava quella lucentezza sopra. Infatti sono molto belli, Belli. Belli. Poi gli altri Scaldo in ingredienti. forno. Beh, lo metti nel forno, ok. Melanzane, tonno, pinna gialla, ricotta e germogli di... Si chiamano vinaigrettes. Ah. Ha un sapore leggermente fresco, limonato, si sente poco. Poi abbiamo del tonno fresco che vado a condire leggermente con dell'olio d'oliva, sale e pepe. Ma è là la ricotta che non riesco a capire? Ci metto anche qualche goccio di limone che dà un po' di acidità, ma proprio qualche goccio. Poi la melanzana. Questa è una ricotta, sì. Oh, laggiù. Sì, la ricotta. Sono le melanzane. L'ho montata leggermente la ricotta per farla un po' più morbida. Le melanzane come lo preparate? Quelle le ho... Allora, generalmente la melanzana è una verdura che tende ad assorbire come una spugna, no? Quindi tende ad assorbire tutto, l'olio, i grassi, un po' tutto. Ho cercato di sfruttare un po' questa roba qui per cercare di farli assorbire quello che volevo io, cioè l'affumicato. Quindi sono andato a grigliarla sulla griglia, poi l'ho pulita, l'ho tagliata a falde e l'ho condita con un po' di aglio, menta e olio d'oliva, sale e pepe. Quindi risulterà leggermente affumicata. Bene. Hai scelto il tonno. Sì. Dici che... Il tonno è un tonno abbattuto per via dell'anisakis. L'ho tagliato semplicemente a dadini e condito. Ho scelto il tonno comunque per dare una proteina al panino e per rafforzare un pochettino quello che era la melanzana, no? Perché sennò solo la melanzana era molto povero, diciamo, il panino. Quindi ho cercato di arricchirla col tonno. Comunque alla fine poi nel risultato il sapore della melanzana è quella che prevale il tonno. È quello l'obiettivo. Sì, questo mi serve solamente per dare un po' più di carattere al panino. L'hai assaggiato tu il panino? Sì, non solo io insieme ai miei colleghi dove lavoro. Promosso? Sì, promosso. Ok. Sì. Giancarlo, scusa. Vado a vedere il pane com'è. Luca vuole farti una domanda, vai pure Luca. Solo un attimo. Metti anche le bucce delle melanzane, vero? Ma metto giusto proprio qualche buccia dentro per richiamare un po' la melanzana, ma ne metto veramente poche. Ma è quella? Queste sì. Ok. Queste Come le hai preparate? Fritte? Le ho fritte, sì. Fritte. Vado col panino. Come mai hai scelto questo tipo di pane? Perché ultimamente, no, non lo uso abitualmente, è che ultimamente il bagel sta tornando un po' di moda, la forma del bagel, quindi ho deciso di usare questo. Metto un po' di ricotta. Perché è molto coreografico, diciamo, sì, no? anche Nel senso quello. che si presta però alle veramente sta farciture. tornando tanto di moda. Sì. Infatti il prossimo panino sarà questo nella mia birreria. Ricotta non metto tanta, ne metto poca. Ma lo proponi già in birreria o Ancora non lo propongo, però lo proporrò più avanti. Sì. Volevo aspettare prima di portarlo qui e vedere un attimino. In prima mondiale. Volevo chiedere a Gabriele cosa ne pensa dei germogli. Se è un Io qualcosa... li trovo stupendi, li Belli utilizzo anche da spesso. vedere. Sì, è un ingrediente secondo me interessante, ecco, che dona spesso dei valori aggiunti ai piatti. Lo si usa spesso nell'alta cucina, ma lo troviamo già anche in maniera più comune anche al supermercato al giorno d'oggi. Io sinceramente lo utilizzo, ecco, di varia natura e di varie tipologie e è curioso. Mi piacciono molto, mi piace molto l'utilizzo dei germogli. Allora, adesso stai mettendo le melanzane. Sì. E poi, scusa, i germogli dove li inserirei all'interno del panino? Sì, sopra il tonno li vado a mettere. Sopra il tonno? Sì.
Ci metto dopo le melanzane, metto il tonno sopra. No, perché sono belli anche da vedere nel sono piatto. Sono molto belli da vedere. Sì, metterò qualcuno anche come guarnizione sul piatto. Ok. Bene, il costo del panino? Eravamo 2,50 €, 2,52 € se non sbaglio. Sì, non ha un costo tanto elevato perché comunque gli ingredienti vengono dosati veramente, devono essere veramente dosati, specialmente sul tonno, quindi sono riuscito a mantenere il costo basso per quello. Perché ci va poco tonno. Certo. Però anche qua diciamo che Giancarlo c'è un'importante manodopera, nel senso che la melanzana l'hai lavorata parecchio. Sì, ho voluto dargli questa caratteristica che a me piaceva. Poi mi ricorda anche un po' le mie origini, essendo pugliese. Mi ricordo mia nonna che mi preparava sempre queste melanzane così a filetti sott'olio. E che melanzana hai scelto? Scelto una melanzana tonda viola. Tonda viola, tutta che viola. Ha un sapore, però. sì. Tonda, è vero. Tonda. Che è una di quelle un po' più, diciamo, forte come sapore. Differenza invece di quelle lunghe, di quella striata o di quella proprio tutta viola con la polpa bianca che tende a essere più delicata, no? Io ho scelto questa al sapore un po' più forte. Io vado con germogli. Ok, vai di germogli. Sembra proprio essere in giardino. Guarda che belli, no? È bello, sì. Però mi piaceva la presentazione anche così. Vederlo così nel piatto è molto bello. E poi ci metterai anche del limone? No. Ho condito il tonno con limone. Ok. Sono un superfood, no? I germogli, hanno un sacco di proprietà. Due minuti e 34. Sì, ci siamo. Ormai è finito. Ormai è finito. Sì. Sono stati tutti molto veloci Oggi nel preparare i panini. melanzane. Sì. Okay. Ci metterei altro strato di ricotta o no? No, basta. Terminato qui, solo Basta, lo già vai a abbastanza. impiattare. Ci metto, Adesso invece la melanzana. ci metto veramente poca, mi serve solamente per dare un po' di colore. Però almeno hai utilizzato due consistenze di melanzana, no? Sì, mo la parte Diverse. croccante diciamo me la dà il pane, Ok. quindi E nessuno ha inserito la melanzana nel pane? Nessuno ha deciso di utilizzare? No, io ho fatto la prova, la verità. hai fatto la prova? Sì, Quindi. però è difficile mettere la melanzana nel pane perché tende poi a tirar fuori l'acqua, no? Quindi e poi non aveva un bellissimo colore, quindi Bella la ciambellina. Attenzione. Bello. Bello questo bagel. Bello. Bravo. metto. Giancarlo, tutti hanno assaggiato ben volentieri il tuo panino. Partiamo dal primo commento di Annalisa. Ma che pane fai? Cioè, è un pane eccezionale. Ti ringrazio. Ma guarda, lo dico veramente di cuore perché ma buono, croccante, profumato, buono. Grazie. Il panino, ecco, il pane era eccezionale, la melanzana un pochino meno, perché a me è rimasto in bocca un sentore di bruciato più che di affumicato. Ti devo dire che l'equilibrio con il tonno era piacevolissimo perché gli dava quella giusta grassezza e scioglievolezza, però mi rimane questo retrogusto che non è nemmeno l'affumicato, per cui ecco, forse lì va un po' rivisto. Pane, Ok, grazie. top. Luca, dici tu il tuo parere eccomi sul qua. panino. Allora, hai fatto un pane imbarazzante, cioè, bravo. Grazie.
Ma bravo proprio, molto buono. Sulle melanzane io non sentivo la fumicatura, sentivo il bruciato. Ho capito. Come se ti fosse scappato qualcosa e ormai eravamo tardi, ok, ci può stare, insomma. Nel complesso, comunque, se sistemi il discorso della melanzana, questo è tanta roba. Grazie. Qua, ma tanta roba. Anche col tonno, c'è proprio freschezza. Buono, bravo. Azzeccato come tutti gli ingredienti. Quel sentore di bruciato, ma se no era... Gabriele. Sono d'accordo anch'io con i miei colleghi. Il valore aggiunto effettivamente l'ha dato il pane, però ti dico è veramente ad altissimi livelli, indubbiamente. 2 cosettine e poi il panino è perfetto, ma è bello da vedere. Sinceramente si mangia molto volentieri, lo finisci tutto. Naturalmente noi dobbiamo giudicare nell'equilibrio e anche la valorizzazione del prodotto, ecco, quindi anche l'attenzione ai particolari, per cui un pelo meno magari la melanzana sicuramente hai la perfezione. Grazie. Sono molto contento di aver partecipato a The Best Sandwich, mi ha dato l'opportunità di conoscere nuove persone e potermi anche confrontare con loro. Tra poco conosceremo il vincitore di questa puntata, ma prima andiamo a vedere com'è andato il contest nel contest di Friulovest Banca. Anzi, ricordatevi di andare subito nella pagina di Friulovest Magazine, cliccate mi piace e subito dopo la puntata troverete le foto dei panini dei 3 concorrenti e quindi sarete voi a dare un giudizio fino a martedì a mezzogiorno, c'è il termine previsto per votare il vostro panino preferito. Allora andiamo a vedere com'è andata. Eccoci qui Alexis, ancora una volta andiamo a scovare i nostri concorrenti nella loro tana, ovvero all'interno dei loro locali. Oggi abbiamo in linea Rudy Tramontin che ha sbaragliato il contest di Friulovest Banca su Friulovest Magazine, la nostra pagina social, con ben 450 like. Ciao Rudy! Ciao a tutti, buongiorno, sono molto contento e ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno votato. Rudy, vedo che il caffè municipio è molto accogliente e il Pigreco, sì, il tuo panino segreto, te l'hanno chiesto in tanti dopo che l'hai fatto conoscere su Telefriuli? Sì, me l'hanno chiesto in tanti, adesso domani ho una bella spezia di panini da preparare che molti clienti me l'hanno prenotato. E in più dopo cercheremo di fare una serata con l'aperitivo per assaggiare tutti i miei clienti e anche in virtù del premio che ho vinto che insomma faccio una promozione di questo panino e faccio assaggiare tutti perché sono tutti che me lo chiedono e allora sono molto felice e contento. Bene, quindi Pigreco a manetta. Benissimo, allora tu hai sbaragliato la concorrenza, hai lasciato alle tue spalle Roberto Ragnac della Ferrata di Varmo e anche Maurizio Pegorer del pub Underground di Gorizia. Veramente complimenti, hai vinto un buono spesa da 100 euro per attrezzature per la bicicletta e cosa pensi di fare con questo premio? Con la bicicletta, visto che sono in dieta, cercherò di comprare questa nuova bicicletta, di andare a pedalare per perdere altri chili, insomma, per rimettermi in forma. Stai attento a non dimagrire troppo. Benissimo, ci fa molto piacere. Io ricordo che tu hai vinto grazie al contest, nel contest che Friulovest Banca organizza insieme al Pala Gourmet e a Telefriuli. Ritornerai anche a poter competere, visto il gran numero di preferenze che hai avuto, di like, sicuramente avrai l'opportunità di correre anche con gli altri concorrenti per un super premio finale di 250 euro di buona spesa, quindi la bicicletta veramente si concretizzerebbe alla grande. Grazie Rudy, salutaci i tuoi clienti e ti aspettiamo ancora una volta per assaggiare il Pigreco. Va bene, grazie a voi. Bene. Grazie, ciao Rudy e linea di nuovo Alexis. Siamo pronti per conoscere il vincitore di questa puntata. Le melanzane erano le protagoniste. Chi l'avrà valorizzata al meglio tra i nostri 3 concorrenti, tra Matteo, Claudia e Giancarlo? Non ci sono, anche questa è stata una puntata abbastanza equilibrata, panini equilibrati, non c'è un divario tra i panini. E poi diciamo che hanno proposto 3 tipologie ben diverse di
utilizzo della melanzana, ciascuno a modo suo, ed è anche stato carino come li hanno pensati questi panini, chi l'hot dog, chi l'hamburger, chi il bagel, cioè proprio fantasia. Non è stata scontata la melanzana? No, ecco, quello che io temevo, cioè che la melanzana tutto sommato venisse un po' scontata, non è stato per niente, anzi sono stati tutti e tre molto originali. Annalisa, annunciamo l'ingrediente della prossima settimana? Che saranno i peperoni. I peperoni, quindi anche lì bisognerà capire. E lì, guarda, siamo sullo stesso livello, perché sì. Peperoni la prossima puntata, ma la puntata dedicata alle melanzane da chi è stata vinta? Partiamo dal terzo classificato con 102 punti. Al terzo posto si classifica il panino ortobaleno di Claudia Martina. La sfida è tra i due uomini, Matteo e Giancarlo. Ed avete 7 punti di distacco da uno all'altro, quindi davvero eravate vicinissimi alla vittoria entrambi, ma a vincere questa puntata con 128 punti è Matteo Cibin dell'Osteria Torre Morosini, Ponte di Piave, Treviso, con il suo hot dog. Perché ha vinto lui? Che cos'è che ha avuto qua? Perché il suo panino sapeva di melanzana, profumava di melanzana, ha utilizzato la melanzana in diverse modalità per ottenere un prodotto che effettivamente ti dava la sensazione di mangiare un panino con le melanzane. Nulla da togliere agli altri due che erano comunque molto buoni e anche molto belli. Matteo, per te The Best Sandwich continua. Quindi ci rivediamo. Grazie. Votate anche naturalmente adesso nella pagina di Fluoves Magazine se per voi invece i panini migliori erano quelli di Giancarlo e di Claudia, quindi votateli, anzi fatevi votare attraverso la pagina di Fluoves Magazine, pagina Facebook. Siamo in chiusura, Annalisa, ci ritroviamo con i peperoni la prossima puntata. Settimana prossima siamo qua con i peperoni. Ringrazio Luca Brosolo. Grazie a voi, grazie. E ringrazio Gabriele, Grazie, ci ritroveremo con i peperoni. Siamo qui pronti. Pronti con i peperoni. Ringrazio qui con me Gian Domenico Ricci e Francesco Snidero, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo con The Best Sandwich, una nuova puntata, alla prossima.